Amici scacchisti, questo è un video per me molto difficile da fare, ma lo devo fare perché siamo arrivati alla fine del gioco degli scacchi. Ebbene sì, non stiamo parlando di clickbait, di titoli finti dove si dice qualcosa e poi si dimostra un altro, no, qui siamo veramente alla fine, veramente alla fine. Non so se vi siete visti o se vi siete persi il video di ieri, ve lo faccio comparire qui perché è essenziale per capire bene il video di oggi, dove mostravo l'ex campione del mondo Vladimir Kramnik che giocava nel torneo che si gioca tutti i martedì sera su chess.com riservato ai giocatori titolati e che perdeva contro maestri FIDE, maestri internazionali, eccetera eccetera. Uno può dire, un campione del mondo che perde contro un maestro FIDE in una partita blitz ci può stare perché magari non vede un colpo tattico o qualcosa di strano. C'è da dire che Kramnik su chess.com aveva raggiunto i 3000 punti, non sono pochi. Però, come diciamo, un qualsiasi giocatore può perdere contro qualsiasi giocatore. Il problema del video di Kramnik è che Kramnik andava a segnalare i giocatori ogni volta che perdeva. Vedeva gioco sospetto ovunque, vedeva mosse troppo forti, impossibili da vedere nel gioco veloce, segnalava e bloccava i suoi avversari. In molti di voi mi hanno lasciato dei commenti, dei loro pareri sotto quel video, dicendo ma secondo me hanno barato o non hanno barato, è impossibile che barino nel gioco così veloce, ed era quello che pensavo anch'io fino ad oggi, ragazzi, perché oggi state fino alla fine del video, vi farò vedere come è possibile, e io non sono un hacker informatico, non vi dico come ho fatto perché altrimenti qui succede, cade giù il mondo, come è possibile barare su chess.com in una maniera semplice, avere sempre la mossa più forte a portata di clic e decidere tu se vuoi farla o non vuoi farla, e quindi eludere molto facilmente tutti i vari controlli degli algoritmi. Sì, ragazzi, ci sono delle robe che ti permettono di fare questo. Tu puoi giocare contro Carlsen, impostare il motore a forza massima e decidere se seguire sempre la prima scelta del computer. Addirittura ci sono anche dei sistemi che ti muovono tutto lui in automatico. Ragazzi, è follia. Tutto questo tra l'altro gratuitamente, senza neanche dover pagare. Cioè non ci sono barriere d'ingresso. Chiunque che un minimo smanettone, un minimo fa qualche ricerca come l'ho fatta io, perché ho detto fammi vedere se è veramente così facile barare su questi siti. Ragazzi, è semplicissimo. Volete vedere? Volete che vi faccia una dimostrazione? Andiamo a vedere. Allora, sono qui su chess.com senza nessun account. Si può giocare anche come ospiti. Non creo nessun account, non sono registrato, gioco come ospite. In questo modo non ho un punteggio, non vado a ledere nessuno ed evito soprattutto che mi blocchino il mio account, perché ovviamente c'è la possibilità che vi blocchino l'account. Allora, andiamo a giocare partite veloci, partite 3 minuti, e vi faccio vedere come sia possibile barare nelle partite a 3 minuti. Ragazzi, questa cosa è follia, è la fine del gioco degli scacchi. Andiamo su gioca, facciamo partita a 3 minuti. Non so se vedete che cosa si è illuminato qui nella scacchiera? Si è illuminato di rosso la scelta consigliata. Ora, mentre io giocherò, avrò sempre queste caselline che si illumineranno. Mi viene da sorridere, ma c'è da piangere. Avrò sempre queste caselline che si illumineranno di rosso che mi indicheranno la strada maestra. Giochiamo a 3 minuti. Contro un giocatore da 1600. Ok, di 4, di 5. Cattura, dice di accettare il gambetto. Guardate come materialista il motore. Io faccio semplicemente quello che mi dice lui. Facciamo finta di pensarci un attimino. No, ma follia. E mi dice anche quali sarebbero le mosse migliori per il mio avversario. Da un certo punto di vista potrebbe essere anche didattico, ma no, questa roba non è didattica. Madonna, follia. Punisce ogni singolo errore. Mi dice catturare col pedone G, vedi? Assurdo, qui avrei catturato con la donna anche per togliermi da torre di 1. Questa dopo l'analizziamo, perché voglio vedere il motore
che mi suggerisce G per F. Assurdo. Voglio vederla, voglio analizzarla dopo questa. Cavallo in D7, anche qui avrei fatto uscire subito probabilmente l'alfiere. Cavallo in D7. Spinta di pedone, perché no? Giochiamo veloce, altrimenti il mio avversario si potrebbe insospettire. Giochiamo subito. Guarda qua, attaccone. Torre di 2 dovrebbe fare. Un umano farebbe torre di 2, ma ovviamente gli arriva questa. Ovviamente la torre inchiodata. Incredibile, ragazzi. È la fine degli scacchi. Quanti giocatori per portarsi a casa un premio? Perché in questi tornei online ci sono anche dei premi. Magari non sono ingenti, ma sono $200. Quanti disperati sarebbero disposti a fare una cosa del genere? Oppure dire, ho battuto Kramnik. Bravo, l'hai battuto così, bravissimo. Sei un grandissimo scacchista. Il nostro amico ci sta pensando troppo, ovviamente. Credo che lascerà scorrere il tempo. O si è insospettito del fatto che siamo troppo forti, o si è semplicemente arrabbiato parecchio. Ragazzi, allucinante. Abbandoniamo o chiediamogli la patta. Vediamo se ce l'accetta. No, niente, è proprio andato via. Ok, facciamo abbandona e andiamo a giocare contro un altro avversario. Ancora. Andiamo. Nuova partita a 3 minuti. Andiamo. D5, gli piace la scandinava al nostro bot, gli piace questa variante. Sacrifico di pedoni, alfiere. Vediamo come decide di giocarla. Ok, arrocco. Cavallo di 7. Voglio proprio vedere come finirà la partita. Dopo che ha sacrificato un pedone, rimuove l'alfiere. Cioè, comunque, ragazzi, non è possibile che con tutta questa facilità... E qui cosa succede? Qui mi è scomparso il bot. Cos'è che mi dice di fare? Aiuto, mi è scomparso il bot. Ah, vedi che c'è un problema, perché si sono illuminate queste case, ma forse così devo fare. Che si era impallato il bot, raga. Si era impallato il bot. Vabbè, dai, una mossa l'umano potrebbe anche fare una mossa l'umano, però è veramente incredibile. Ora, questo è uno dei tanti, e ci saranno sicuramente altri più professionali, ce ne saranno altri. Ora, non è che sono andato a fare una ricerca di mercato sui bot più promettenti e robe varie, però già solo questo, ragazzi, già solo questo mi sembra una follia. Incredibile. Cioè, alla fine degli scacchi. Quanti giocano ai videogames e giocano con i trucchi? Non so, mi immagino i giochi di guerra dove tu sei lì con le munizioni infinite, metti il trucco, munizioni finite, metti il trucco delle munizioni infinite, oppure metti il trucco di avere subito il bazooka, è chiaro che vinci. E questa è la stessa cosa, inserire un trucco per vincere. Vai, facciamo un'altra. Vorrei provare anche a giocare un minuto. Proviamo a giocare un minuto, giochiamo un minuto e vediamo come ce la caviamo. Un minuto bullet, vai, tanto c'ho il mio amico qui che mi dice sempre cosa è giusto fare. Mi piace sempre la scandinava, vediamo. Sì, mi piace la scandinava, mi piace questa variante qui. Guarda. Tra l'altro, i bot di chess.com, gli algoritmi di chess.com riesce a capire se tu stai barando oppure no. L'alfiere metti, incredibile. In base anche allo stile di gioco, nel senso che se cambi sempre apertura e sei bravissimo con tutte le aperture, lui potrebbe tacciarti di stare utilizzando aiuti esterni, mentre... E qui siamo già andati in vantaggio di un pezzo. Ottimo. Mentre se tu invece giochi sempre la stessa apertura, sembra più che sta giocando un umano, perché generalmente gli umani hanno 2 o 3 aperture che conoscono bene e giocano sempre quelle. Quindi forse questo bot è già settato per non essere rilevato dai controlli. Vedi, qui il motore se ne frega di tutti questi simili attacchi che sta facendo il nostro amico. Io tra l'altro ho più tempo di lui, incredibile. Se ne frega di tutto, sviluppa i pezzi in totale tranquillità. Cattura. Qui arriva, vabbè, se arriva di torre, esatto. Incredibile, ragazzi. Io non posso crederci. Ora, io sto cazzeggiando così e
vi voglio dimostrare questa cosa, che ovviamente è inutile dire non fatelo, e per questa ragione non vi faccio neanche vedere come ho fatto per arrivare a ottenere questo aiuto, chiamiamolo così. Però questo video era doveroso per segnalarlo. Ora non ci credo che... Aspetta, finiamo questa partita impegnativa e poi riesco a parlare con più facilità. Ovviamente sto scherzando. E qui c'è Matto, Ine1 o Matto. Vabbè, va bene. Ora chiudiamola qui. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ora, avete visto con quanta facilità si può giocare anche in una partita a 1 minuto, quindi è possibilissimo riuscire a utilizzare questi bot anche nelle partite bullet e blitz, ed è possibile battere giocatori fortissimi. Ora, non posso crederci che siti come chess.com o come l'eChess, che sono i siti più grandi dove le persone giocano a scacchi, e siano così tecnologicamente avanzati che non abbiano dei controlli per evitare che uno possa mettere questi bot così facilmente. Cioè non ci posso credere, veramente, cioè non posso crederci che uno possa fare tutto questo con estrema facilità e che nessuno se ne renda conto. Ora, io ho utilizzato sempre la mossa che mi diceva di fare il motore, però potevo magari cercare di eludere un po' meglio i controlli facendo ogni tanto una mossa che non c'entrava nulla. Questo mi avrebbe abbassato la precisione. Quindi ragazzi, io sono basito. Questa è sicuramente la fine degli scacchi, se non altro degli scacchi del gioco online, perché io ci sono arrivato adesso a capire che esiste questa cosa, ma prima di me magari ragazzini più smanettoni o altre persone che non capiscono la logica e l'etica che c'è dietro al mondo degli scacchi, e soprattutto poi gli scacchi online dove sei dietro un monitor e dietro a un nickname. È molto semplice tutto questo. Io credo veramente che ci sia bisogno, ora più che mai, di regolamentare il tutto. Non è possibile che tu ti nasconda dietro un nickname, oppure il nickname può esserci, ma deve esserci obbligatoriamente sotto, nella tua pagina, il tuo nome e cognome, link al tuo profilo FIDE ufficiale per capire esattamente che tu sei un giocatore reale, che sei tesserato alla federazione e che stai giocando con quell'account. Qualsiasi cosa tu faccia con quell'account, cappellate, bot, aiuti, eccetera, una volta in cui vieni chiuso, vieni bannato, è tua responsabilità, perché ci sei tu, c'è il tuo nome e cognome, magari c'è anche la tua immagine, la tua foto, il tuo bel faccione, profilo, perché altrimenti qui è troppo semplice, sei troppo deresponsabilizzato. Vabbè, non sono neanche io, un nickname, intanto vinco, rubo i punti alla gente. Ora, premesso che non capisco minimamente che gioia si provi a vincere in questo modo, ripeto, ci sono invece sistemi dove lui ti muove tutto in automatico, tu non puoi fare nulla, addirittura tu puoi aprire 4-5 partite di fila e te li gioca tutto in automatico lui, questo sistema, avete capito? Siamo alla follia e mi duole dirlo, ma credo che aveva ragione Kramnik. Soprattutto in una partita in cui il suo avversario fa una spinta del pedone di 4 e lui dice non è possibile in una partita blitz vedere la spinta del pedone di 4. Quindi credo che lui sappia molto di più di quello che sappiamo noi. Per essere così, tra virgolato, ossessionato dal cheating, vuol dire che conosci bene dove possono arrivare le macchine, e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione. Le macchine possono arrivare a queste, quindi se prima anch'io ogni tanto avevo il sospetto che qualcuno utilizzasse dei motori contro di me, adesso, dopo che ho scoperto questo e che vi ho mostrato questo, chiaro che il mio livello di paturnie salirà alle stelle e forse mi passerà anche un pochettino più la voglia di giocare online, a qualsiasi tempo, che sia blitz o che sia tempo ragionato. Ragazzi, sono basito, fatemi sapere qui sotto cosa ne sapete e ditemi se possiamo proporre qualcosa da qualche parte. So che ci sono dei siti di raccolta firme per fare petizioni, ditemi se possiamo segnalare a questi siti queste cose che sicuramente li sanno, cioè i proprietari di chess.com sanno che esistono queste cose, lo so io, non lo sanno loro.
per darci un modo di giocare online in maniera sicura. Per essere sicuri bisogna giocare su una piattaforma ad abbonamento annuale, va bene, siamo disposti anche a farlo noi scacchisti, ma dateci la certezza che stiamo giocando in maniera pulita. Da Mattoscacco è tutto, ragazzi, ci vediamo alla prossima.